Buonasera, buonasera amici di Cloud, buonasera, grazie per questo applauso che, come chiamo io, definisco io, sono gli applausi sulla fiducia, perché non abbiamo ancora fatto nulla per meritarceli, però questo ci spingono a migliorare e a fare bene. Buonasera e benvenuti a questo importante appuntamento con una finale, anzi la prima finale, quest'anno tra l'altro la serata qui a Cloud corrisponde con la prima finale regionale in Friuli Venezia Giulia di Miss Italia. Titolo che assegneremo Miss Miluna, titolo storico di Miss Italia. Miluna lo conosciamo tutti per i gioielli straordinari che propone e soprattutto perché va a offrire quella bellissima corona che viene posta sul capo ogni anno della Miss che viene eletta. Quindi un appuntamento molto importante per queste ragazze che sono prontissime. Allora facciamo così, io non voglio parlare oltre per adesso, ma vorrei andare con un primo passaggio delle ragazze con una sigla. Ringrazio gli amici di CD Ferro che sono in diretta su Facebook, grazie Mario Bonesi e il suo staff, salutiamo coloro che ci stanno guardando dalle varie postazioni, che siano computer, che siano tablet, che siano smartphone. Siamo pronti per la sigla? Direi proprio di sì. Andiamo, sigla, e a questo punto Miss Miluna Friuli Venezia Giulia inizia. Bellissime le nostre 22 candidate al titolo di Miss Miluna Friuli Venezia Giulia. Beh, sono tutte ragazze che si sono aggiudicate quelle che sono le selezioni che noi definiamo in presenza, quindi che abbiamo fatto nelle piazze del pubblico. Poi quest'anno c'è stato questo esperimento, è ritornato questo esperimento televisivo rivisto, riaggiornato su Telefriuli con le varie puntate di Miss in onda tutti i venerdì sera, e quindi insomma abbiamo così selezionato, grazie alle giurie presenti, queste bellissime ragazze. Una sarà la vincitrice questa sera. Perché è importante questo appuntamento? Magari lo sapete già, ma io lo ripeto per coloro che magari non conoscono in maniera così approfondita le dinamiche di Miss Italia. Per diventare Miss Italia e vincere questa bellissima corona Miluna e ovviamente la fascia di Miss Italia, bisogna fare un percorso che inizia con le selezioni. Finite le vincitrici di ogni selezione vanno alle finali regionali, come questa. La vincitrice di ogni finale regionale, perché ce n'è più di una, partecipa direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia. Se poi passa anche quelle, arriva alla finalissima. Quindi capite che per la vincitrice di questa sera sarà un appuntamento importantissimo, perché accederà direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia. Per questo dico che per loro è un'emozione sicuramente molto molto grande. Cosa succede? Le vedremo sfilare nel primo passaggio con il loro abito, l'abito con il quale hanno deciso di presentarsi, e qui si presenteranno loro, quindi ascolteremo anche la loro voce e ci racconteranno un po' di loro. La seconda uscita sarà con il body ufficiale del concorso, uguale per tutti, body Miluna. Poi ci sarà un'ulteriore uscita a gruppi di 3 e a quel punto poi ci sarà una sfilata con abiti, con costumi da bagno, e poi le premiazioni. Quindi una serata lunga e ricca, ma intanto andiamo a conoscere le concorrenti. Vedo prontissima la concorrente numero 1, è lei che apre ufficialmente la prima finale regionale di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, ovviamente in attesa di sapere chi sarà la vincitrice del titolo di Miss Miluna. Concorrente numero 1, prego. Salve a tutti, sono Alessia Micconi, ho 21 anni, vivo a Maiano e studio legge. Hai detto tutto, vai, passerella tutta tua, concorrente numero 1.
è prontissima la concorrente numero 2. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Gaia e vengo da Trieste. Nella vita sono un'allenatrice di nuoto e un'educatrice per bambini disabili e pratico nuoto a livello agonistico. Molto bene, Gaia, concorrente numero 2. Salutiamo Gaia e andiamo a conoscere la concorrente numero 3. Buonasera. Buonasera, sono Giulia Tonini, ho 18 anni, vengo da Pedroico e frequento il liceo artistico con indirizzo architettura. Molto bene. Giulia, concorrente numero 3. È prontissima la numero 4 che andiamo a conoscere. Buonasera a tutti, sono Cinara Novella, vengo da Udine, faccio la commessa e ho 20 anni. Hai detto tutto? Velocissima. Vai, la passerella è tutta tua. Concorrente numero 5. Buonasera a tutti, mi chiamo Gianette, ho 19 anni, mi sono appena diplomata al liceo professionale in moda e mentre cerco di arrivare ai miei sogni nella speranza, lavoro nella ristorazione. Molto bene, vai. Concorrente numero 5, Gianette. Concorrente numero 6, scusami, ma tanto hai tante altre cose da raccontare. Buonasera a tutti, sono Martin, ho 19 anni e sono psicologa del film. Nella vita lavoro. Cosa fai? La commessa. Molto bene. E al numero 7 chi sarà? Adesso lo scopriremo. Buonasera, ciao. Buonasera a tutti, sono Chiara Misaglio, vengo da Palazzolo della Stella e nella vita sono un'assistentessa al liceo di educazione. Età? Molto bene, vai. Siamo pronti a vedere la concorrente numero 8. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, sono Giulia Magagnin, ho 22 anni e sono di Pordenone, sono provincia di Pordenone e nella vita sono un'impiegata d'ufficio. Molto bene, vai Giulia. Andiamo con la prossima, che è la numero 9. Buonasera a tutti, io mi chiamo Alessia, ho 21 anni e sono di Udine, studio scienze umanistica per la comunicazione a Milano dove faccio
Molto bene, concorrente numero 9, lei è Alessia. Buonasera, ciao. Buonasera, sono Maria, ho 18 anni, vengo da Borgo Luna e studio lingue al liceo linguistico. Molto bene, concorrente numero 10, Maria. La concorrente numero 11, buonasera, ciao. Buonasera a tutti, mi chiamo Alice, ho 19 anni, vengo da Trieste, mi sono appena diplomata al liceo linguistico e a settembre inizierò l'università e nel tempo libero studio canto e pianoforte. Molto bene, Alice, concorrente numero 11. E la numero 12? Adesso un attimo, facciamola salire. Riconosciamo che buonasera, ciao. Buonasera, sono Elisa Beltrame, ho 20 anni, vengo da Povoletto, un paesino in provincia di Udine e lavoro in Sicilia. Molto bene. Andiamo con la prossima, la numero 13. Abbiamo 2 mesi intensi di selezioni, di serate, come potrebbero testimoniare, rivedere su questo palco davvero molto bello. Numero 13, raccontaci di... Buonasera a tutti, sono Angelica Mazzi, ho 26 anni, vengo da Cetugno. Hai detto tutto, vai. Numero 13, Angelica. Andiamo con la prossima, la numero 14. Buonasera a tutti, mi chiamo Alice Tognuti, vengo da Tarcento. Nella vita lavoro in un magazzino e mi occupo della logistica e pratico l'equitazione e nuoto alla palestra. Molto bene, numero 14. Claudia, ho 25 anni, abito a Trieste e nella vita studio matematica. Molto bene. La volta della numero 16. Buonasera, ciao. Buonasera a tutti, sono Venice Dural, ho 18 anni e vengo da Borgo Luna. Studio lingua al liceo. Hai detto tutto.
Buonasera a tutti, mi chiamo Anna Grosso, vengo da Colorello di Montalbano, mi sono appena diplomata in lingue e a settembre inizio l'università. Cosa? Scienze diplomatiche internazionali. Molto bene, Anna, numero 17. Andiamo con la prossima. Sguardo di intesa con la sua amica che stava scendendo dal palco e conosciamo il numero 18. Buonasera a tutti, mi chiamo Jennifer, ho 17 anni, vengo da Vito d'Asio e studio presso il Liceo delle Scienze Umane a Udine. Bravissima, hai detto tutto. Andiamo alla prossima, la numero 19. Ciao, buonasera. Buonasera, sono Carlotta Gnesutta, ho 18 anni e vengo da Corso d'Intagliamento, pratico a tempo da 10 anni e attualmente per ambiente giuridico. Molto bene. Grazie Carlotta, andiamo con il numero 20. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Maria Gemma, ho 28 anni, vengo da Zoffola. Al momento lavoro presso un negozio di abbigliamento e la mia passione più grande è il canto. Molto bene. Buonasera. Buonasera Cloud, sono Alessia, ho 25 anni, sono laureata in architettura e mi occupo anche di eventi. La mia passione più grande è la pallacanestro, lo sport che pratico. Da dove arrivi? Udine. Vai. Con la concorrente numero 22, lei che chiude il gruppo come abbiamo visto nella sigla iniziale di queste belle concorrenti per il titolo di Miss Miluna Friuli Venezia Giulia. Vai! Buonasera a tutti, mi chiamo Dalila Cipolla, ho 23 anni e vengo da Timedè. Nella vita gestisco l'e-commerce del mio brand di calzature. Molto bene, Dalila, numero 22. Grazie, facciamo un applauso a queste 22 concorrenti, belle, simpatiche, studiate, e poi ripeto è bellissimo rivedere, quanti siete però, adesso che vedo, riesco a vedere, siete tantissimi, grazie, è bello vedere una piazza così piena di pubblico, poi per noi facciamo spettacolo dopo i tempi che abbiamo passato, vi posso garantire che la soddisfazione è ancora più grande. Dicevo, ragazze straordinarie, io credo che poi il merito va anche attribuito a chi sta dentro le quinte, alla nostra collaboratrice Erika, ma poi noi abbiamo una colonna che è Paola Rizzotti, titolare dell'agenzia modashoe.it, da più di 30 anni regista di grandi eventi moda con la sua agenzia, che mette
a disposizione la sua esperienza per queste ragazze, quindi è bello, e si vede. L'applauso è arrivato dalle ragazze, perché poi vediamo alla fine, del 3 settembre. Tra l'altro vi anticipo già che la Miss Friuli Venezia Giulia la eleggeremo a Lignano di Riviera, al centro congressi Cursal, torneremo a Lignano il 3 settembre, quindi ovviamente noi invitiamo tutti gli amici, voi fate le vacanze qui che siete a Cloud, però magari il 3 settembre ci venite a trovare a Lignano. Io vorrei presentare i nostri signori della giuria. Vi svelo, avete visto che le ragazze, io adesso non sono adatto a sfilare, si vede, le ragazze arrivano in fondo, guardano ovviamente la telecamera, ciao G di Ferro, ciao amici che ci seguite, poi si girano di qua, poi si tornano a girare un po' di qua, perché sanno che di qua c'è la giuria, quindi ovviamente, e io voglio presentarvelo alla giuria. Abbiamo un amico di tutti quanti noi, perché quando ci sono campioni dello sport li riconosciamo, conosciamo e diventano nostri amici. Il presidente è Daniele Molmenti, medaglia d'oro canoa slalom nel 2012. Grazie Daniele per essere qui con noi. Poi abbiamo Chiara Barzon che è assessore, grazie a lei. Poi abbiamo Teresa Beacco, consigliere comunale, grazie. Poi abbiamo una rappresentanza dei gruppi giovani, Luigi Giordani, Erika Barzani e Alice Martini, grazie anche a voi. E poi abbiamo Dennis Manfredi. Signori della giuria, buon lavoro, perché non è semplice individuare come io la più bella tra le belle, è davvero complicato. Ci tengo anche a dire questo, le ragazze lo sanno, ma io lo dico al pubblico perché poi ci sono molti, io riconosco tanti volti di persone che seguono proprio le serate di Miss Italia. Sappiate che comunque questa sera ne vincerà una, questa andrà alle prefinali nazionali, ma poi tutte le altre si potranno rimettere in gioco nelle prossime finali, quindi nulla è perduto, anzi Miss Italia per loro assolutamente continua. Però questa sera una di loro sa che l'obiettivo delle prefinali nazionali di Miss Italia, 83esima edizione, è raggiunto, e voglio anche portarvi i saluti da parte della nostra patron, Patrizia Mirigliani. Facciamo un applauso a Patrizia, questa donna straordinaria che con coraggio, tenacia, determinazione prosegue nel suo intento di portare avanti Miss Italia. È riuscita a portarla avanti anche nel 2020-2021, 2 anni non proprio semplici per fare questo tipo di manifestazioni con delle innovazioni, ma ci è riuscita. Adesso tornare qui nelle piazze è davvero bello. Tutto questo anche per dare il modo alle ragazze di riprendersi, perché adesso loro affrontano il passaggio più complicato, perché le ragazze lo sanno, adesso la giuria andrà ad emettere il voto definitivo. E quindi l'ordine di uscita è sempre lo stesso, usciranno con il body ufficiale Miluna, qui le presento io. Alessia, sei pronta? Vieni, concorrente numero 1, Alessia! È sempre Gaia. E andiamo con Giulia, la concorrente numero 3.
4. Andiamo con Gianetta Antonia, concorrente numero 5. Maylin, concorrente numero 6. Bene, andiamo con Chiara. Chiara è la concorrente numero 6. Con il tuo numero 8. E andiamo con Alessia, che è la concorrente numero 9. E andiamo con Maria. La nostra amica che ha 19 anni concorre con il numero 11, come potete vedere. Elisa.
13. Alice, numero 14. Claudia, nostra amica Claudia, concorre con il numero 15. E poi abbiamo Felicia con il numero 16. E poi abbiamo il numero 17, lei è Anna. Jennifer, numero 18. E la numero 19 è bruttissima, Carlotta. Abbiamo Maria Jet, concorrente numero 20. E poi abbiamo Alessia, la nostra concorrente numero 21. E quindi abbiamo Dalia con il suo numero 22.
adesso le rivediamo a gruppi di 3. Così Giulia ha la possibilità di dare un'occhiata alle nostre concorrenti e quindi un altro momento per loro importante. Le chiamiamo a gruppi di 3 sul palco, poi loro sanno già che devono fare un passo avanti. Allora, andiamo con la concorrente numero 1, 2, 3, Alessia, Gaia e Giulia. La 4, 5 e la 6, Annabella, Gianetta Antoni e Melin. Le prossime, la numero 7, la numero 8 e la numero 9, che sono Chiara, Giulia e Alessia. Dieci, 11 e 12, Maria, Alice e Elisa. (13, 14 e 15), Angelica, Alice e Claudia. (16, 17 e 18), Felicia, Anna e Jennifer. Ultimo gruppo di 4 concorrenti, 19, 20, 21, 22, Carlotta, Maria Gemma, Alessia e Dalia.
belle ragazze, poi brave, sveglie, in gamba, davvero straordinarie, straordinarie, grazie anche per il supporto che date con i vostri applausi. Bene, adesso è il momento, adesso l'applauso lo tenete forte perché c'è qualcuno che ci ha dato la possibilità questa sera di stare insieme e ovviamente di poterci divertire e trascorrere una serata piacevole, che è il comune di Cloud, e qui c'è il sindaco Jonathan Stura. Buonasera sindaco. Buonasera e cedo a lei il microfono. Sì, buonasera a tutti. Ormai è un appuntamento fisso, no? Quindi voglio subito ringraziare Michele e la Paola perché noi nella stagione estiva di Cloud abbiamo 2 appuntamenti fissi, il 13 Papu e il 15 Miss Italia. Quindi ormai non serve neanche che ci parliamo, sappiamo già, fissiamo i 2 appuntamenti. Io vi voglio dare il benvenuto, voglio ringraziare la giuria, avete un compito secondo me molto, molto arduo, però voglio ringraziare una persona. 10 anni fa ero ancora sindaco io, in questi giorni la medaglia d'oro Daniele Molmenti era appena rientrato da Londra e grazie a Giancarlo Martini la prima uscita con la medaglia al collo è venuto qui a Cloud. Daniele è un amico della Valcellina e per noi questo è un motivo di grandissimo orgoglio, quindi grazie Daniele, deve essere adesso come presidente, è qua. Grazie Daniele perché dimostri sempre di amare la montagna. La montagna, noi dobbiamo avere secondo me la consapevolezza che non abbiamo nulla da invidiare alle mete più rinomate perché non ci manca assolutamente nulla e forse la questione del post-Covid aiuta a capire che Cloud, la Valcellina e il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane hanno qualcosa in più, quindi la scommessa è quella di fare della Valcellina e dei nostri paesi un punto di riferimento per tutti i turisti in modo tale che l'estate sia sempre così piena di gente. Grazie mille. Grazie a lei sindaco. Daniele vuole salire sul palco, sì, e poi venga, un piacere, medaglia d'oro nel 2012, che bello ritrovarla sul palco di Miss Italia. Cedo a lei il microfono. Dopo 10 anni siamo ancora qua, quindi vuol dire che c'è qualcosa di più che solo una serata. Io ho anche vissuto qualche anno a Erto, vivo, sapete benissimo, vivo insomma alla valle tutti i giorni, mi sento di qua, sono di qua. Però l'abbiamo detto, le protagoniste sono loro e vista la più gerellina io lascerei il palco a loro, un po' meno chiacchiere da parte mia e brave tutte, devo dire, è stato difficile perché non era facile questa sera, erano tutte molto belle e che vinca la migliore. Grazie Daniele, grazie. Bene, io vorrei ricordare che Miluna è il regalo di valore che dura nel tempo, il gioiello perfetto per le ricorrenze e i momenti speciali. Miluna corona sentimenti di affetto e sogni di bellezza come quello di diventare Miss Italia e indossare la preziosa corona di diamanti creata da Miluna. Però io vorrei anche ringraziare gli amici di Rocchetta, l'acqua della salute e della bellezza, Chissimo Biancaluna che è l'intimo made in Italy. Poi abbiamo Givova che è un nuovo partner di Miss Italia, abbigliamento sportivo per tutte le occasioni, per coloro che vogliono indossare un abbigliamento sportivo ricercato e di tendenza, adatto a tutte le donne che vogliono sentirsi belle e in forma. Quindi ringraziamo i nostri partner, ovviamente questa sera lo ricordiamo, andremo ad eleggere la nostra Miss Miluna Friuli Venezia Giulia. Però abbiamo delle ragazze che sono pronte con dei bellissimi costumi da bagno che faranno una sfilata in questo palco, in questa passerella. Bene, che dite? Siamo pronti? Voi siete sempre pronte. La cosa sicura è che le ragazze sono sempre pronte, ragazze di Miss Italia. Andiamo a questa sfilata di moda mare, poi ci rivediamo per altre cose. Vai, prego!
Eccoci qua, eccoci qua. Abbiamo visto le nostre ragazze, ovviamente, non l'ho detto ma era abbastanza chiaro, questa era un'uscita assolutamente coreografica, quindi era fuori dal voto della giuria. La giuria il suo lavoro lo ha già fatto, per questo insomma le ragazze non venivano presentate, non avevano il numero. Ripeto, il numero è una cosa banale, però è importante ed è efficace perché è l'unico modo che ha la giuria per riconoscerle, quindi noi lo utilizziamo sempre molto volentieri. Però adesso ci divertiamo a fare un gioco che in realtà è nato proprio durante la trasmissione televisiva messa in onda su Telefriuli. Tra l'altro vi anticipo, anzi vi do le prossime date, sindaco, posso dire dove facciamo le prossime finali, grazie. Tra l'altro ringrazio i giornali, i vari blog che trattano di spettacoli perché hanno parlato molto delle 3 finali che abbiamo questa settimana. Questa sera abbiamo inaugurato le finali regionali di Miss Italia qui a Clout, la sera del 18 saremo a Lignano al Parco Termale Riviera Resort con una finale regionale e poi avremo la finale di Miss Sorriso venerdì prossimo in diretta su Telefriuli alle ore 21. Quindi questa settimana abbiamo una bella serie di impegni e pensate che da questa settimana 3 ragazze della nostra regione accederanno direttamente alle prefinali. Conosceremo i nomi di 3 prefinaliste di Miss Italia. Quindi è nata proprio durante una trasmissione televisiva, è piaciuta e quindi ne chiamiamo a gruppi di 3 e ogni ragazza ci dirà perché partecipa a Miss Italia. Ok? Andiamo a sapere quale motivo le ha spinte a partecipare a questo concorso. Alessia, Gaia e Giulia, prego. Siamo con Alessia. La domanda è, partecipo a Miss Italia perché? Partecipo a Miss Italia perché è il mio sogno fin da piccola e penso che sia un'ottima opportunità per accettare i propri difetti. Fai un passo avanti, vieni qui perché adesso le altre farò venire qui, volevo che anche tu fossi qui vicino a me per dirlo. Grazie, grazie. Andiamo con la prossima, Gaia, vieni anche tu qui di fronte, vai. Sì, partecipo a Miss Italia per superare alcune mie insicurezze come la timidezza e per fare nuove amicizie. Molto bene. La prossima, Giulia. Partecipo a Miss Italia perché credo che sia un'ottima esperienza formativa che può regalare a bellissime emozioni. Molto bene, grazie ad Alessia, Gaia e Giulia. Grazie, potete rientrare in camerino. Annabella, Jeanette e Maylin. Qui i numeri non importano, tanto la giuria ha già fatto il suo lavoro, quindi. Annabella. Partecipo a Miss Italia perché secondo me è una grandissima opportunità per noi ragazze per sfilare e avere un'opportunità magari di succedere. Bravissima, sei terminata, Chiara. Andiamo con la prossima, vieni Jeanette. Partecipo a Miss Italia perché è un'opportunità fantastica. Io ho sempre immaginato di lavorare nel mondo dello spettacolo, ho sempre ballato, sempre cantato, quindi vorrei intraprendere questo percorso. Molto bene, brava, brava. Miss Italia è vero che è una luce potente, un forte riflettore per realizzare spesso i sogni di queste ragazze. Prego, tocca a te, Maylin. Partecipo a Miss Italia perché nell'ambito del modella, balla fotografia. Molto bene, va bene. Grazie, Annabella, Jeanette e Maylin. Potete rientrare, grazie. Andiamo con Chiara, Giulia e Alessia. Chiara. Partecipo a Miss Italia perché penso sia un'ottima esperienza sia dal punto di vista personale ma non solo, è un'opportunità per mettersi in gioco e inoltre diventare il mio sogno da quando ero piccola. Molto bene. Giulia. Partecipo a Miss Italia perché penso che sia il concorso più perfetto per sfociare poi nel campo comunque della moda e poi io partecipo comunque per divertirmi e poi come sarà sarà. Benissimo, brava. Alessia. Io partecipo a Miss Italia per rimettermi in gioco una seconda volta, perché io già nel 2019 arrivai in finale, ma avevo solo 18 anni, dovevo ancora finire il liceo, invece adesso anche con un'esperienza a Milano come modella penso di essere più pronta a questa opportunità. Benissimo, grazie, grazie Alessia. Grazie, Chiara, Giulia e Alessia. È giusto riprovarci, rimettersi in gioco. Alessia tra l'altro è stata una delle prefinaliste, ricordo, nel 2019. Maria, Alice e Elisa. Partecipo a Miss Italia perché penso che sia un'ottima opportunità per mettersi in gioco per le ragazze e provare nuove emozioni e nuove esperienze. Molto bene, grazie Maria. Alice, vai.
Partecipo a Miss Italia perché mi piace uscire dalla zona di comfort e perché da piccola ho sempre guardato la finale in TV. Infatti le mie miss preferite sono Carolina Stramale e Martina Sammucini. Ah beh, le ultime proprio, le ultime. Prego, andiamo con la nostra Elisa. Anche io partecipo a Miss Italia perché l'ho sempre guardato fin da quando ero piccolina in televisione e adesso che mi trovo dall'altra parte dello schermo spero di raggiungere nuovi obiettivi e nuove opportunità. Molto bene, grazie Elisa, grazie Maria, grazie Alice e grazie Elisa. Grazie davvero. Angelica, Alice e Claudia. Raccontaci Angelica. Partecipo a Miss Italia perché grazie a questo percorso dove ho già partecipato a superare la mia timidezza mettendomi in gioco, mi piacciono le sfide ed è sempre... Molto bene, grazie. Andiamo con Alice. Buonasera, partecipo a Miss Italia perché è un mondo che mi ha sempre appassionato fin da piccola e spero di essere arrivata fino a qui, è una grande emozione, speriamo continui. Molto bene. Claudia. Per me per mettermi in gioco, ma soprattutto per divertirmi dietro le quinte con le ragazze, è sempre molto divertente. Bene, perché è vero, c'è anche un bel clima, una sana competizione, però c'è un bel clima. Grazie Angelica, potete rientrare Alice e Claudia. E andiamo a sentire Veniscia, Anna e Jennifer. Partecipo a Miss Italia per divertirmi, per fare nuove esperienze e perché è bello collaborare con tante belle ragazze che hanno un po' il tuo stesso obiettivo. Molto bene, molto bene. Andiamo con Anna. Partecipo a Miss Italia perché mi si è presentata l'occasione di farlo e perciò ho detto prendiamo la palla al balzo perché è bello così ed è giusto così e inoltre ho conosciuto un sacco di ragazze che sono fantastiche, perciò è bellissimo. Che bello, che bello. Jennifer, la più giovane del gruppo, abbiamo detto che fa 18 anni, fra qualche... Quando li farai? 7 settembre. 7 settembre. Allora, partecipa a Miss Italia perché? Perché è un'esperienza che ho sempre voluto fare, soprattutto per superare delle insicurezze e per fare nuove amicizie, perché ho conosciuto ragazze veramente meravigliose. Molto bene, grazie. Venescia, Anna e Jennifer. Intanto chiedo a Erika se mi fate sapere qualcosa, se vai dalla Paola, se cominciate, se c'è risultati, perché qualcosa credo che ci sia già. Andiamo a sentire Carlotta, Maria, Gemma, Alessia e Dalila, l'ultimo gruppo di 4 concorrenti. Carlotta. Io partecipo a Miss Italia perché comunque è un'esperienza che ti permette di metterti in gioco, di conoscere persone nuove e di anche una bella esperienza che ti fa uscire dalla tua zona di comfort. Molto bene. Maria Gemma. Partecipo a Miss Italia per fare questa nuova esperienza e perché mi sono voluta mettere in gioco. Molto bene. Alessia. Partecipo a Miss Italia perché mi piace raccontare di essere frutto dell'estremo nord, Friuli Venezia Giulia, e l'estremo sud della Sicilia. Molto bene. La prossima è Dalila, chiude il gruppo. Partecipo a Miss Italia perché secondo me da sempre rappresenta un grande trampolino di lancio per chi vuole approdare nel mondo della moda, del cinema, dello spettacolo e comunque per trovare anche una nuova esperienza in questo ambito. Quest'anno sono riuscita a fare. Molto bene, grazie a Carlotta, Maria Gemma, Alessia e Dalila. E ci stiamo avvicinando al momento clou della serata, al momento della premiazione. Conosceremo il nome della ragazza, io dico sempre la bella tra le belle, perché veramente era molto difficile questa sera andare ad individuare la vincitrice, però lo ricordo, ovviamente le prossime date vedranno protagoniste tutte le ragazze che questa sera non hanno vinto, quindi per loro il percorso di Miss Italia non si chiude, anzi le opportunità per loro continuano. Certo che questa sera una di loro raggiunge l'obiettivo delle prefinali e per lei ovviamente sarà una grandissima soddisfazione. Io a questo punto vedo Paola Rizzotti munita con fascia, vedo corone, vedo gioielli Miluna, vedo tutto quello che serve. Il fotografo Walter Parisotto è pronto. Io a questo punto andrei con la sigla e schieriamo le ragazze. Che ne dite? Intanto facciamo... Anzi Paola, vuoi venire a dare un saluto anche tu? Ferme. Lascia la fascia, è un gioco... Lascia la fascia, è un gioco di parole. Me ne vado a cercare da solo io le cose complicate. Paola, com'è andata questa? Lei è titolare dell'agenzia Modashow.it, esclusivista in Friuli Venezia Giulia e anche nel vicino Veneto di Miss Italia.
dicevo, tanti anni di esperienza nella regia di sfilate di moda che in qualche modo consegni a queste ragazze la tua esperienza. Come è andata questa serata? Questa prima finale regionale in Friuli Venezia Giulia? Le ragazze erano molto emozionate perché è la prima finale regionale, con alcune non ci vediamo da questa primavera perché chi ha vinto le selezioni poi ci si vede alle finali regionali, quindi ho alcune ragazze che non le vedo da aprile, da maggio, quindi è stato anche un momento di convivialità, ecco. Cosa devo dire? Quest'anno il Friuli ha delle ragazze bellissime, o no? Sono bellissime. Io faccio volentieri e mi vanto del mio ruolo e sono felicissima di non essere in giuria, perché io penso che di fronte a ragazze così non sia facile. È logico che c'è una vincitrice, ma come hai spiegato tu più volte hanno la possibilità poi di partecipare ad altre finali regionali. Io prima ho sentito una coda perché ero impegnata col presidente Molmenti, no? Ma è vero, sindaco, noi ormai a Clout il 15 di agosto mi ha chiamato una sera e ho detto mi sono preoccupato, ho detto è successo qualcosa sta primavera. Così dimmi, è successo? No, volevo dirti il 15 agosto sei a Clout, ma certo, dove altro devo trascorrere? In che altro posto posso trascorrere il tempo? Cercano sempre, no, di buttare un po' di acquetta, è vero o no? No, poi scelgono il meglio, i Cla e i Papu per la comicità, Miss Italia per il concorso. Ragazzi, qui siete tranquilli, Un applauso anche ai Papu, che sono due grandissimi, ho il piacere di conoscerli e aver condiviso tanti spettacoli insieme a loro, quindi davvero il meglio della comicità, il meglio dei concorsi passa a Clout, quindi il 13 avete avuto i Papu, mannaggia l'impegnato, sono venuto ad ascoltarli. Paola, siamo pronti? Chiamiamo le ragazze allora per la sigla, si dovranno disporre tutte insieme su questo palcoscenico. Intanto che loro si schierano io vado a sapere chi è la vincitrice perché ancora non lo so. Un applauso per le nostre 22 candidate al titolo di Miss Miluna Friuli Venezia Giulia. Fotografi, operatori fanno le loro riprese, io voglio un applauso per Alessia, Gaia, Giulia, Annabella, Gianette, Melin, Chiara, Giulia, Alessia, Maria, Alice, Elisa, Angelica e poi ancora Alice, Claudia, Minescia, Anna, Jennifer, Carlotta, Maria Gemma, Alessia e Dalila. Queste sono state le grandi protagoniste di questa finale regionale di Miss Miluna Friuli Venezia Giulia. E a questo punto è arrivato il momento di premiare. Chiamerei l'assessore Chiara Barzani, scusi, con fascia Miss Miluna Friuli Venezia Giulia. Prego, assessore. Poi c'è Molmenti con la corona, certo. Poi c'è anche un gioiello da consegnare, non so se questo lo consegnerà il sindaco. La vincitrice di Miss Miluna Friuli Venezia Giulia è la concorrente numero, abbassiamo la musica, silenzio, aspettando. Miss Miluna Friuli Venezia Giulia, qui a Clout, è la concorrente numero 22, Dalila Cicorda. Lei hai fatto poca strada. E faccio una parte, mi dispiace per le riprese di Mario Monesi perché arriva la corona. Allora, se le ragazze si fa... No, state... Esatto, se vi girate, lasciatela così al centro, vai! Fate un applauso alla nostra bellissima vincitrice di questa sera, ricordando che ovviamente tutte le altre le aspettiamo già alle prossime finali regionali.
Mazzotti con il gioiello di Luna. Walter, stai pure qui, fai quello che puoi. E poi c'è un altro premio anche per lei, esatto, che te lo consegniamo, perché quest'anno abbiamo degli amici partner che sono il Parco Termale Riviera Resort, dove noi faremo tra l'altro la finale regionale giovedì sera, il giorno 18, giovedì nel pomeriggio alle 18 il 18. C'è un buono per trascorrere una giornata al Parco Termale Riviera Resort di Lignano Riviera. Se avete l'opportunità di andare vicino al Pulsa dove ci sono le terme, c'è questo parco termale, tu potrai trascorrere una giornata lì. Bene, io credo possiamo dire che rimandiamo in camerino le nostre concorrenti che saranno giustamente stanche, adesso non bisogna di riprendersi dalla tensione, ma sono state delle grandi prove. Bello, ecco, la cosa bella è vedere le ragazze che rientrano e fanno i complimenti alla vincitrice, credo che questo sia il segnale più bello. Sindaco Sturan può salire sul palco se vuole, anche lei, vogliamo anche lei in chiusura. Sì, una passerella devi farla, adesso il centro del palco è tutto tuo. Bravi voi che ci avete offerto ancora la possibilità di stare insieme. Facciamo un applauso, fatevi un applauso. Siete stati straordinari, grazie davvero. Grazie a tutti. Grazie Gini Ferro per seguirci anche in questa serata. Ci dà la possibilità di far vedere quelle bellissime ragazze attraverso ovviamente YouTube, i vari canali, insomma ci dà questa opportunità in più. Grazie. Scusate, 2 numeri 1. Vieni. Daniele Molmenti, dammi pure la busta, una sfilata insieme con Daniele Molmenti. Prego! A questo punto saluto voi che ci state guardando attraverso i computer, smartphone, tablet, eccetera eccetera, e saluto voi che ci avete fatto compagnia fino a questo momento. Grazie davvero. Ciao, ci vediamo al prossimo appuntamento con le selezioni di Miss Italia e Friuli Venezia Giulia. Buona serata, ciao.